C'era più afflusso di gente dall'estero. Quest'anno sono mancati un po' i neozelandesi perché sono venuti ma hanno fatto tardi per via del traghetto, che ha perso tempo per via del mare, quindi non siamo riusciti a metterli in batteria poiché la gara era già iniziata. D'altronde sono due cose che si legano, o c'è mare un po' mosso oppure niente gara. Purtroppo la gara viene chiamata solo 3 giorni prima perché dobbiamo avere la certezza delle previsioni meteo, quindi non possiamo sgarrare su questo e quindi chi si trova magari altrove deve un attimo sacrificarsi e cercare di venire per tempo qui e parecchia gente non ce l'ha fatta. Quante sono le prove? Le prove a livello di batterie intende lei? Quante batterie sono? Si dividono gli iscritti in batterie da 3 o 4 persone, quindi poi a seconda di quello che è la quantità di gente iscritta si fanno le batterie che poi vanno ad eliminazione fino a quando si fa la finale. Ok, ma se io per caso casco in mare durante la prova, posso tornare indietro? No, c'è un sistema di punteggio che poi viene calcolato, questi sono i giudici federali che hanno questo compito. Quando uno non chiude una manovra semplicemente non viene conteggiata come manovra, però ci sono diciamo determinate situazioni particolari, poi a seconda di quello che è il mare, che è l'onda. Un piccolo giudizio sui i concorrenti di oggi. I concorrenti di oggi sono stati tutti veramente molto bravi perché il mare, ripeto, non era facile. Anche restare solo, io sono un surfista come gli altri e so per certo, conosco anche questo sport molto bene, quando è così grosso restare sulla line-up controcorrente è veramente un sacrificio, quindi sono stati veramente tutti bravissimi. Appuntamento l'anno prossimo? Sicuramente questa è una tappa che si fa ogni anno e quindi appuntamento ad agosto del 2008. Vento permettendo. Sicuramente. Grazie, buona giornata. Gaviano sta accarezzando questa sua tavola con amore. Sì, la mia unica tavola bella che mi ha fatto lo sponsor, mi ha dedicato di persona, proprio per queste nostre onde sarde. Una tavola comunque oggi è andata molto bene. Sì, io pensavo ci volesse una tavola un po' più grande perché la misura delle onde era veramente alta. Invece la tavola mi ha tenuto come una madre. Quali sono stati i concorrenti più cattivi da battere? Ma senz'altro in questa finale il campione italiano Nicola Bresciani, che io stimo moltissimo, è il mio idolo, e poi i due brasiliani fortissimi, Alfo Scavone e Felipe Piacentini, due mostri del surf. Comunque sei soddisfatto? Sono molto soddisfatto, questa è la prima volta che arrivo in finale assieme a tutti questi campioni. L'anno scorso è entrato ottavo, ma questa volta ho tenuto duro, ho stretto i denti e sono andato avanti. Quindi si presenta una notte di lungo riposo e di tanti sogni. Sì, grandissimi sogni e tanto riposo perché sono stremato dopo questa grandissima batteria. E all'anno prossimo? All'anno prossimo senz'altro tenteremo il primo posto. Complimenti. Grazie mille. Ciao. Arrivederci a tutti, grazie. Ciao. Vai. Alfo Scavone, da dove viene questo nome? Sono i miei parenti, ce l'ho dei nonni che abitavano in Potenza, però sono nato in Brasile, ce l'ho doppia cittadinanza. E come mai qui in Sardegna? Sono venuto per fare la gara l'anno scorso pure, sono venuto e qua mi piace un sacco questa onda, questa natura qua della marinella, della spiaggia, la gente bella che ci sta. È molto sorridente, vuol dire che è soddisfatto di questa giornata? Tantissimo, a me mi piace surfare con queste condizioni così, pure con il vento, a me non è tanto, mi diverto comunque. Difficoltà? Un po' di remada, no? Ho remato tantissimo oggi, sono un po' stanco, però contento uguale. Che differenza c'è fra il nostro mare e il vostro? Dal punto di vista di questo sport, voglio dire. Qua così è come il nostro mare lì in Brasile, uguale. Le condizioni sono così pure, sono potenti uguali. Cos'è la prima volta che viene? No, la terza volta. Vengo qua di spesso, pure d'inverno mi piace stare qua. E allora ci rivediamo anche l'anno prossimo. Sicuramente. Auguri, grazie. Grazie a voi. Grazie a Surfinese. Ciao. Vai. Nicola Bresciani in diretta dalla Toscana.
Direttamente dalla Toscana, sì. Siamo partiti ieri, tutto di corsa, abbiamo rischiato di perdere il traghetto, stamattina siamo arrivati col mare enorme, non ci volevano fare attraccare, poi alla fine siamo arrivati e siamo qua. E ce l'avete fatta? Sì, siamo vivi, in tutti i sensi. Il mare oggi era veramente grosso, dunque è stato anche impegnativo stare in mare, diciamo però una bella giornata, un bel evento come tutti gli anni, soprattutto una qualità di onda che non si vede spesso in Italia, diciamo. Vivi e contenti? Certo, sicuramente. Quali sono state le difficoltà più grosse di questa gara? E le difficoltà di questa gara sono state soprattutto la corrente, che è molto forte, la dimensione delle onde, che era notevole, e diciamo anche gli avversari che erano molto accaniti. Visto che c'era un montepremi molto alto, più il montepremi è alto e più i ragazzi si danno da fare, e poi soprattutto i ragazzi qua della zona sono veramente in gamba. Quali sono stati gli avversari con cui ha dovuto lottare di più, i più cattivi? Ma senza dubbio i due ragazzi brasiliani, Alfo e un altro ragazzo di cui non ricordo il nome, che hanno diciamo un livello superiore rispetto al nostro di noi italiani. E sono molto stilosi, molto potenti, sono allenati ad onde diverse da quelle che si trovano qua in Italia, però siamo andati da fare anche noi italiani. Abbiamo tenuto alta la bandiera. Diciamo un Brasile-Italia uno pari.